Acragas di nuovo in campo domenica alle 14:30 all'Esseneto con la Paganese. Saranno assenti Bramati e Cocis. L'attaccante argentino dovrebbe essere disponibile dopo Pasqua e questo è l'augurio di tutti. Intanto, in vista dell'incontro con la Paganese, la squadra si è allenata. Tornando al giovane Cocis, c'è da dire che il giocatore sta lavorando a parte per recuperare l'infortunio che ha subito al ginocchio. Lavoro a parte anche per Fabrizio Bramati, anche lui infortunato al ginocchio nel corso della partita con il Melfi. In città, intanto, l'atmosfera è piuttosto tranquilla dopo la quinta prestazione positiva dei biancoazzurri nel derby con il Messina. Di salvezza si parla quindi con maggiore convinzione, anche perché i giovani allenati da Raffaele Di Napoli hanno dato le risposte che l'ambiente si attendeva, così come si attendeva la società che con il presidente Silvio Alessi continua a stare vicina alla squadra e incitarla.